Il castello di Monselice con la sua rocca e la via sacra con le 7 cappelle, via Giubilare, Villa Contarini e Piazzola sul Brenta, residenza nobiliare e vero e proprio centro economico nel 1600. Ci riportano al Veneto di 5 secoli fa questi due complessi monumentali, proprietà della regione che li gestisce attraverso la società Marco Polo. Le funzioni della società immobiliare Marco Polo SRL a socio unico Regione del Veneto è quella di continuare l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione di questi beni regionali. La valorizzazione passa per la ricerca. Grazie a una borsa di studio istituita dalla società e finanziata dalla famiglia di Aldo Businaro, Andrea Savio ha realizzato questo volumetto che ci riporta attraverso i documenti al 1600 alla piazzola del patrizio veneto Marco Contarini e alla Monselice di Pietro Duodo. La storia e la cultura come volano per la ripartenza del Veneto post-Covid. Il Veneto, ricordiamo, è la prima regione in Italia per presenze turistiche e fa un fatturato importante, superiore ai 18 miliardi di euro, il turismo. Ma turismo si abbina anche con cultura e la cultura è la linfa che può dar forza a un certo tipo di turismo, per esempio nella città e nella provincia di Padova. Una ricerca che non si ferma. Era la nostra volontà continuare con questa borsa di studio intitolata Aldo Businaro, che ha fatto tanto per Monselice, e ha avuto la bellissima sorpresa da parte della famiglia di aiutare nelle prossime edizioni a che continui questa borsa di ricerca.